I colori del mare e la storia antica, uno sguardo sull'entroterra e lungo le coste, dove passato e presente si intrecciano nelle città e nei borghi, per scoprire i volti molteplici di un'isola speciale. Da 500 anni una torre di guardia domina il Capo Malfatano. Ai suoi piedi si distendono gli scenari della costa del sud. Il viaggio in Sardegna inizia all'estremità meridionale dell'isola. La sabbia bianca si alterna a tratti rocciosi, come la mole granitica del Capo Spartivento. Qui il faro illumina le rotte dei naviganti fin dal 1886. Il tratto litoraneo della costa del sud termina prima di Chia, dove un'altra torre aragonese ricorda i 4 secoli in cui fu la corona di Spagna a governare la Sardegna. I regnanti non ebbero vita facile. Da un lato la resistenza interna, dall'altro gli attacchi saraceni che arrivavano dal mare. Per secoli, dal Medioevo le incursioni barbariche contribuirono a frenare la crescita di Pula. Ma la sua origine riporta molto più indietro nel tempo, quando i Fenici avevano fondato la colonia di Nora, sulla penisola del Capo di Pula. Ai Fenici succedettero i Romani, come dimostrano i resti del teatro. Alle spalle del mare si innalzano i monti del Sulcis. I rilievi rocciosi e frastagliati si formarono ben 600 milioni di anni fa. Intorno la pianura coltivata circonda un'altra roccia, dove nel 200 fu costruita l'inaccessibile rocca d'acqua fredda. Più a nord, nel Medio Campidano, le foreste ricoprono i monti del Fluminese. I laghi artificiali, come quello dell'Eni, sono alimentati da numerosi corsi d'acqua, responsabili anche delle cascate più alte della Sardegna, come quelle di Murumanu e Saspenula. Questi scenari si trovano al centro di una ricca zona metallifera, ampiamente sfruttata dall'uomo fin dall'antichità. Ne è testimone il tempio romano di Antas, sorto sui resti di un edificio cartaginese. La ricchezza mineraria del sottosuolo sardo
è stata a lungo uno dei motivi di colonizzazione dell'isola. Il Sulcis Iglesiente è tra le aree più ricche di piombo, zinco e ferro, che fino al XX secolo sono stati un forte traino dell'economia locale, soprattutto lungo la costa, quando il turismo non era ancora arrivato. A questa storia rimanda l'area sud-occidentale dell'isola con gli spettacolari esempi di archeologia industriale, come la laveria alla marmora, dove il materiale grezzo veniva arricchito e raffinato. Sorvegliato dal grande scoglio del pan di zucchero, Porto Flavia è il risultato dell'invenzione di un ingegnere che negli anni '20 del Novecento progettò un nuovo sistema per caricare il materiale nella stiva delle navi ormeggiate sotto la parete rocciosa. Grazie a un sistema di carrucole e nastri trasportatori si poneva fine alla fatica di centinaia di persone che dovevano portare pesanti carichi a spalla attraversando le gallerie nelle viscere della roccia. La costa occidentale rappresenta ancora oggi uno dei tratti più selvaggi dell'isola. Il promontorio di Capopecora segna l'estremità meridionale della Costa Verde, un lungo tratto litoraneo dove la natura è l'unica protagonista del paesaggio. Il vento di maestrale ha scolpito le rocce e la sabbia, costruendo dune e lunghi arenili isolati come quello di Piscinas. Per 7 chilometri senza interruzioni, le onde lambiscono il deserto, in una zona protetta per la sua unicità ambientale. L'eco del mare si disperde nel Campidano. Dal grano, Luri, in sardo, deriverebbe il nome di San Luri. Qui rimane il castello dei Marchesi Villa Santa, una delle fortezze medievali meglio conservate della Sardegna. Al centro delle pianure coltivate del Campidano, non lontano da San Luri, si incontra Sardara. Nei secoli il borgo si è arricchito di chiese e campanili che confermano il ruolo culturale giocato fin dal Medioevo. Il viaggio nell'entroterra sardo è anche una scoperta di tradizioni che si tramandano da sempre. Come la tessitura di tappeti e arazzi che ha reso celebre il paese di Mogolo. È la scoperta dei colori che si incontrano tra i fili intrecciati per raccontare storie di vita pastorale e per ricreare i simboli della natura sarda. Il cavallo
È uno dei motivi ricorrenti della tessitura tradizionale, ma è anche presenza costante e numerosa della giara di Gesturi. Sull'altopiano basaltico, circa 500 cavallini della giara